Per dire semplicemente due cose. La prima è che almeno noi come Lega Ambiente non ci siamo accorti che siano finiti questi piani regolatori, i metri cubi in più. In realtà quello che sta avvenendo in tutta la pianificazione dei comuni è quello di prevedere sempre interventi maggiori anche attraverso il piano degli interventi. L'altra cosa è l'obiettivo anche di oggi, ma quello che stiamo cercando di fare da anni insieme anche alla filiera, ma insieme anche ad altri, è quello di uscire dalle cinte. Cioè la crisi porta comunque al fatto che noi non possiamo fare solo gli ambientalisti, il sindacato non può fare solo il sindacato, i costruttori non possono fare solo questo e anche le amministrazioni pubbliche. Ci dobbiamo confrontare portando quelle esperienze che ci sono e che ognuno di noi ha fatto. Allora questo deve essere il punto di partenza. Partendo da due cose: il consumo di suolo, dove tutti dicono stop al consumo di suolo, per i rischi del sistema idraulico, per il fatto che non c'è più territorio, ma però i grandi interventi ci sono, prima veniva ricordato Veneto City, Motor City e altri ancora che sono previsti. La seconda è che dando, come dire, una possibilità nuova all'edilizia, noi salvaguardiamo l'occupazione, perché dobbiamo spingere perché ci sia, come dire, interventi nuovi, diversi. La terza cosa è che questo significa innovazione e qualità professionale, quindi anche imprese che sono in grado di stare sul mercato e di stare meglio rispetto a questo. L'efficienza e risparmio energetico, perché significa che consumiamo meno, garantiamo, come dire, anche case dove si sta meglio e dove si può intervenire. L'ultima cosa che era stata ricordata è quella legata al fatto che comunque alcune iniziative le abbiamo fatte anche dal basso, i gas solari, cioè quindi gruppi di famiglie che si mettono insieme per abbattere i costi, per spingere anche per l'approvazione dei regolamenti edilizi e per arrivare a questo credo che possono servire. E poi c'è l'esperienza del patto dei sindaci e tutta una serie di altre cose. Ecco, nei momenti di crisi non dovrebbe essere così, anche nei momenti quando non c'è la crisi bisogna parlarsi molto di più. L'ultima cosa, il piano energetico regionale che manca da sempre, che non c'è, dove non so chi sia stato consultato, noi sicuramente no, non credo molti altri, si rischia di arrivare ancora una volta, come dire, con un piano che poi non arriverà, come dire, a compimento, e sarebbe veramente un peccato. Però di solito i piani si costruiscono insieme e non solo una parte, e non parlo di parte politica, si costruiscono con gli ambientalisti, con gli imprenditori, con le organizzazioni sindacali, con le amministrazioni pubbliche, magari si cercano anche quelle che sono le esperienze più virtuose, e in Veneto ce ne sono. Ecco, però questo è un po' il vuoto della politica, l'incapacità di parlare con gli altri.